due altipiani ululando, o uno sciame di api accanite divoratrici di petali odoranti precipitano roteando come massi d'altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare i primari servitori dello Stato. Non ci siamo capiti, e perché mai dovremmo pagare anche gli extra a dei rincoglioniti? Il salto da singolo a cosa possono le leggi dove regna soltanto il denaro? La giustizia non è altro che una pubblica merce. Di cosa vivrebbero ciarlatani e truffatori se non avessero moneta sonante da gettare come andrà la gente? La linea orizzontale ci spinge verso la materia, quella verticale verso lo spirito. Il esaudio da siderali, con le palpebre chiuse si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore. Il esaudio la linea orizzontale ci spinge verso la materia, quella verticale verso lo spirito. La linea orizzontale ci spinge verso la materia, quella verticale verso lo spirito. Ma quando ritorno in me, sulla mia via, a leggere e studiare, ascoltando i grandi del passato, mi basta una sonata di Corelli perché mi meravigli del creare. Carlo Guaido lì al pianoforte e Angelo Quindichiera a tastiere e computer.